Buonasera, benvenuti al TG Sicilia, vediamo i titoli di questa edizione. Tempi lunghissimi in Sicilia per ottenere l'invalidità civile, gravi ritardi nelle visite delle commissioni mediche delle ASP e sono quasi 150.000 le pratiche inevase. L'INPS chiede alla Regione di intervenire. A Palermo nuova protesta per dire no alla chiusura del centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina, chiesto un incontro a Roma con il ministro, rappresentanti regionali e del Bambin Gesù. Sopravvissuta a 2 tentativi di strangolamento da parte del compagno, viene denunciata dall'uomo per atti persecutori. La protagonista di questa vicenda paradossale parla ai nostri microfoni e dice alle donne: non arrendetevi, denunciate sempre. Fuggita dall'Iran, violentata nella traversata dalla Turchia e ora in carcere. La drammatica storia di Marjal, una giovane madre detenuta da 5 mesi con l'accusa di essere una scafista, ma mancano le prove. Duro colpo alla mafia gelese, 54 le persone arrestate in una maxi operazione della polizia. A Messina l'indagine su un duplice omicidio a Camaro si conclude con 10 in manette per droga. Mosaici, non c'è nessun degrado. Piazza Armerina respinge le accuse di incuria. Siamo andati con le nostre telecamere ad ammirare i capolavori custoditi nella villa romana del Casale. Finanziaria regionale, dopo l'impugnativa del governo, il presidente Schifani convoca a Palazzo d'Orléans il ragioniere generale, mentre l'assessore Falcone vola a Roma. Lo avete sentito dai nostri titoli, in primo piano i tempi lunghissimi per ottenere l'invalidità civile. In Sicilia ci sono quasi 150.000 che aspettano il via libera a causa dei gravi ritardi nelle visite delle commissioni mediche delle ASP. L'INPS non ci sta e chiede l'intervento della Regione. Giusy Lazzara. Ci vogliono anche 2 anni per vedere riconosciuta l'invalidità civile in Sicilia. Minori con disabilità, anziani, malati oncologici che necessitano di un'assistenza che non c'è. Ci sono quasi 150.000 domande che aspettano il via libera, 73.000 solo a Palermo e 28.000 a Catania. A lanciare l'allarme l'INPS, l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Sono le fasce più deboli che chiedono un riconoscimento che gli può essere utile, questi famosi verbali, insomma questo riconoscimento della disabilità, della cecità, della sordità, dell'handicap sono necessari per avere il sostegno scolastico per i minori o anche per fruire di un'assistenza per gli anziani nelle famiglie o anche dei giovani, dei ragazzini disabili. Quindi stanno pagando un prezzo molto alto le famiglie dei siciliani che hanno questa condizione di fragilità. L'iter prevede una fase amministrativa dell'INPS e una di competenza delle ASP, che acquisita telematicamente la domanda calendarizza una visita per verificare lo stato di salute di chi fa richiesta. Le commissioni delle ASP provinciali, che hanno grandi ritardi, noi lo sappiamo perché c'è poco personale, pochi medici, ovviamente molti stanno andando in quiescenza, c'è l'esodo al pensionamento, ma non c'è un ricambio. Sappiamo qual è la condizione della sanità in Sicilia. Questo incide e inficia negativamente anche il riconoscimento appunto dell'accertamento medico legale. Le uniche province che hanno ridotto i tempi di attesa sono Trapani e Messina, grazie a una convenzione con l'INPS, e in 30 giorni così si ottiene la certificazione. A Palermo la protesta di genitori, dipendenti e anche semplici cittadini per dire no alla chiusura del centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina. Presto potrebbe esserci un incontro a Roma con il ministro, i rappresentanti della regione e del Bambin Gesù. Francesco Triolo. Devo dire che è veramente assurdo, paradossale, che delle famiglie che dovrebbero stare a casa, i bambini dovrebbero stare a scuola, siamo sotto la pioggia a protestare per mantenere un'eccellenza. Salvo è uno dei tanti papà, dei tanti genitori che al centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina devono la vita dei propri figli. Oggi era sotto Palazzo d'Orléans a Palermo a manifestare anche lui, insieme a decine e decine di altri genitori, padri e madri, dipendenti, cittadini da tutta la Sicilia,
per chiedere che il centro di Taormina non chiuda, che gli venga concessa la deroga, così come avvenuto per altri centri in Italia. Un elenco neanche breve che è stato consegnato nelle mani del capo di gabinetto del presidente Schifani, Salvatore Sammartano. Al focus di Telecolor, Salvo ha espresso tutta la sua preoccupazione. Sammartano praticamente ci ha spiegato che ci sarà questo incontro, ma fondamentalmente noi abbiamo lamentato il fatto che non c'è nessuna comunicazione da parte della regione, da parte del presidente, non ci danno nessuna informazione. Ho ricordato che come ci aveva prospettato già a novembre il presidente Schifani, nel giro di 2 giorni avremmo ottenuto la proroga di 6 mesi, è arrivata puntualmente il 31 gennaio, quindi l'ultimo giorno utile. Pensiamo alla deroga e quindi siamo molto preoccupati su questa cosa. Il 20 e il 21 marzo a Roma ci sarà un incontro tra i rappresentanti del ministro della Salute Schillaci, stesso Sammartano, il direttore del Dipartimento dell'Assessorato Salute Salvatore Iacolini ed i rappresentanti del Bambin Gesù per trovare una soluzione che possa portare alla deroga tanto richiesta, ma i comitati dei genitori sono pronti a dare battaglia, anche legale. Dal punto di vista legale, diciamo il 20 e il 21, noi vorremmo anche sapere l'esito di questo incontro. Faremmo anche una richiesta di accesso agli atti per capire quando è stata fatta la richiesta di deroga al decreto Balduzzi, perché vogliamo vedere appunto quali motivazioni verranno portate dalla Regione per ottenere appunto la deroga. E adesso andiamo a Gela per raccontarvi la storia di Maria, sopravvissuta a 2 tentativi di strangolamento da parte del suo compagno. Adesso è sotto processo perché l'uomo l'ha denunciata per atti persecutori. Lei non si arrende e dice alle altre donne: continuate a denunciare. Gerry Italia. Per non farmi sentire dai vicini mi buttò a terra, mi bloccò le mani con le ginocchia e mi strangolò. Il vicino del piano di sotto capì che c'era qualcosa che non andava, salì bussando alla porta e dicendo che stava chiamando la polizia. Solo in quel momento lui mi mollò la presa. Lei è Maria ed è sopravvissuta a ben 2 tentativi di strangolamento ad opera dell'uomo con cui aveva una relazione. Oggi Maria, pur essendo sfuggita alle violenze e pur avendo denunciato, si trova a dover affrontare un procedimento giudiziario a suo carico perché l'uomo che è accusato di violenze e tentato omicidio ha denunciato lei per atti persecutori. La storia parte da lontano, quando Maria inizia una relazione con un collega di lavoro sposato che va avanti per 5 anni, fino a che la donna decide di interrompere il rapporto ed è lì che scatta il primo tentativo di strangolamento. Il secondo tentativo, più violento, avviene qualche tempo dopo. Stavolta arrivano le forze dell'ordine e attivano il codice rosso, ma è proprio da lì che paradossalmente inizia l'incubo della donna, minacce telefoniche e anche di presenza, fino alla denuncia di lui. Ho deciso di denunciare qualche mese dopo una chiamata fatta da lui a mio marito, dove lui diceva chiaramente che prima o poi, morto io, morti tutti. A settembre Maria dovrà presentarsi in tribunale per difendersi dalle accuse nei suoi confronti. Purtroppo i manipolatori hanno anche la capacità di riuscire a volte ad ingannare i sistemi della giustizia e quest'ultima, nel suo dovere di dover rintracciare le prove e gli elementi, può incolpevolizzare suo malgrado, ecco, anche una vittima. Maria, nonostante tutto, però crede nella giustizia e invita tutte le vittime di violenza a denunciare, sempre. È un percorso difficile, quindi ci vuole tanta forza. E adesso vi raccontiamo un'altra storia drammatica che ha come protagonista sempre una donna. Si chiama Marjal, è una giovane madre fuggita dall'Iran, è stata violentata nella traversata dalla Turchia dagli uomini che adesso l'accusano di essere una scafista. Lei è finita in carcere a Barcellona, lontana dal figlio di 8 anni, e ha anche tentato il suicidio. Che almeno possa andare ai domiciliari in una struttura protetta è quello che chiede il suo legale, che chiederà giovedì in udienza, una vicenda che è arrivata sino al Parlamento. Sentiamo Desiree Ferlito. La speranza di una vita diversa, una vita più umana. La storia di Marjal, costretta a scappare dall'Iran insieme al figlio di 8 anni. Aveva messo insieme con 1000 sacrifici 14.000 euro che servivano per il viaggio della speranza. Sulla barca diretta in Europa, durante la traversata, mentre lei è stesa, stordita dal viaggio con il suo bambino accanto, subisce un'aggressione sessuale. Lei urla, chiede aiuto, un ragazzo la difende. La barca viene intercettata e fatta sbarcare nel porto di Roccella Ionica. Alla solita domanda che gli agenti di polizia fanno agli sbarcanti: chi sono gli scafisti? Risponderanno proprio
i 4 aggressori di Marjal, che per vendetta indicheranno lei e Amir, l'iraniano che l'aveva difesa. Per i 2 scatterà l'arresto. Dov'è la prova provata che fosse una scafista? Perché una donna che paga 15.000 euro per portare in salvo un bambino, ora mi deve dire per cosa pago 15.000 se sono una scafista. Qui inizia l'incubo nell'incubo di Marjal, già provata da quel terribile viaggio che sperava di poter presto dimenticare per conquistare una nuova vita per lei e il suo bambino, che invece viene affidato dal Tribunale dei minori a una famiglia afghana in una comunità in Calabria. Marjal da 5 mesi è in carcere in attesa di essere sentita, ha tentato più volte il suicidio. E lei psicologicamente come starebbe? Primo il trauma gli tolgono il figlio, poi c'è il trauma che hanno tentato di stuprarla. Cioè, sta donna la dobbiamo proprio spezzare in 50 solo perché è iraniana e di un'altra nazionalità, o si rispetta in sé la vita e una donna? Un individuo, lasci perdere che sia donna e uomo, questa è anche madre. L'udienza del riesame è attesa per il 14 marzo. Si è svolta davanti al Tribunale del riesame di Catania l'udienza sulla richiesta di annullamento degli arresti domiciliari nei confronti di Paola Pepe, la 58enne accusata di circonvenzione di incapace e di omicidio aggravato nei confronti della prozia Maria Basso. L'istanza è stata presentata e motivata in aula dal legale della donna. La Procura di Catania è rimasta sulle proprie posizioni sollecitando la conferma della misura cautelare. Secondo l'accusa, l'indagata avrebbe provocato la morte della donna per entrare in possesso della sua eredità, facendole ingerire degli spaghetti e del dolce che non poteva mangiare per una grave patologia di cui soffriva e che la costringeva ad alimentarsi con prodotti omogenizzati. Colpo alla mafia gelese. I clan controllavano il mercato della droga e potevano contare su un ingente quantitativo di armi, capaci di bucare un'auto blindata. 54 gli arresti della polizia. Tonino De Mana. Avevano armi in quantità e droga e deliberavano di uccidere, se necessario, per manifestare potenza e grandezza. Ci sono voluti anni di indagini ed oltre 500 poliziotti per dare una spallata alla mafia gelese, ancora sotto il controllo delle famiglie Rinzivillo ed Emanuello e quindi della Stidda. Una città sotto assedio con un numero imponente di forze dell'ordine per cercare di liberarla dal malaffare. L'immagine simbolo è quella che vedete con decine di auto con lampeggianti accesi nel piazzale della questura di Caltanissetta, quasi un modo per dire che lo Stato c'è ed è pronto a riprendersi il territorio. È anche il segno che l'attività investigativa dello Stato, l'attività repressiva nel senso migliore del termine, funziona, perché le organizzazioni criminali quando sono in difficoltà si compattano e eliminano qualunque contrasto violento interno. E sono 54 gli arresti eseguiti dalla polizia di Caltanissetta nei confronti di altrettanti elementi accusati a vario titolo di associazione di tipo mafioso, intestazione fittizia di beni, estorsione e traffico di sostanze stupefacenti, reati aggravati dalla disponibilità in capo agli associati di armi anche da guerra ed esplosivi. Particolarmente fiorente anche il mercato della droga che scorreva a fiumi ed alimentava il mercato nisseno. Tra gli arrestati figura Giuseppe Tasca, reggente della famiglia Rinzivillo, un soggetto che ha espiato decine di anni di carcere ma che ha mantenuto sempre un ruolo di spicco in Cosa Nostra. Nel corso dell'operazione è stato sequestrato un potente ordigno esplosivo, mentre uno degli indagati avrebbe avuto a disposizione anche un Kalashnikov capace, come ha detto, di bucare un'auto blindata. A Messina la polizia ha eseguito 10 misure cautelari personali per armi e droga, un'inchiesta nata dopo un duplice omicidio. Vediamo. 10 misure cautelari, un'operazione antidroga che ha coinvolto direzione distrettuale antimafia, squadra mobile di Messina con la collaborazione delle questure di Reggio Calabria, Catanzaro, il reparto prevenzione della Sicilia orientale. A Messina a finire in manette sono stati componenti di un'organizzazione dedita alla detenzione e allo spaccio di droga, soprattutto nel rione di Camaro. Un'inchiesta scattata a seguito del duplice omicidio di Giovanni Portogallo e Giuseppe Cannavò avvenuto il 2 gennaio 2022 in via Edoardo Morabido proprio a Camaro, che aveva portato all'arresto di un messinese ritenuto l'autore materiale del duplice omicidio, rintracciato a Rosarno dopo 3 mesi di latitanza. Le successive indagini hanno consentito di scoprire l'esistenza di un'organizzazione dedita allo spaccio di cocaina, marijuana e crack, che era stata in grado di instaurare rapporti di collaborazione anche con la Calabria grazie all'abilità di inserimento nel settore dello smercio al minuto. Nel corso delle indagini erano state arrestate 4 persone e sequestrate circa 50 kg di droga, oltre che armi e munizioni nella stessa disponibilità del gruppo.
Adesso cambiamo decisamente argomento. Mosaici curati e turisti entusiasti. Piazza Armerina respinge con forza le accuse di incuria e degrado della Villa Romana del Casale pubblicate da diversi media nazionali. Noi siamo andati con le nostre telecamere per mostrarveli. Luca Ciliberti. Ben conservati, in ottimo stato e veramente sempre belli, sempre straordinari. Imperdibili. Uno che viene da queste parti non può non venire qua. Siamo rimasti, io e la mia amica, piacevolmente sorpresi. La Villa Romana del Casale a Piazza Armerina è stata negli ultimi giorni al centro del dibattito e delle polemiche per la manutenzione e lo stato di cura dei mosaici che tutto il mondo ci invidia. Allora siamo venuti a vedere con le nostre telecamere qual è lo stato dell'arte di questo bene inestimabile. Un mosaico che ha 2000 anni e quindi vedendo probabilmente la parte mancante del mosaico si può anche attribuire al fatto che la gestione sia cattiva o comunque in realtà questi sono mosaici che non sono mai stati rinvenuti. Questa è un'operazione di manutenzione ordinaria, di piccolo micro restauro ordinario. Questi muschi e questi licheni possono dare questa impressione di degrado e incuria, è così? Certamente nel periodo invernale l'acqua ristagna in questa superficie dovuta al restauro del 2007-2012, si è pensato di sostituire all'originario giardino che drenava appunto l'acqua perché era un terreno naturale con questo cemento cociopesto. Danneggia o può danneggiare i mosaici che è il vero bene diciamo inestimabile? Innanzitutto questo è assolutamente una pavimentazione recente, ultimata nel 2012 e serve proprio ad evitare che l'umidità possa arrivare ai mosaici. Si è parlato anche di numeri dimezzati rispetto agli anni precedenti. Tra il 2007 e il 2012 ha intrapreso questi lavori di restauro e di sostituzione delle vecchie coperture. Questo ha fatto sì che la villa potesse essere fruita solamente per un 15% e ha determinato il calo dei flussi pari quasi al 50%. Dopodiché nel 2019, pre-Covid, la Villa del Casale si attestava sui 300.000 visitatori l'anno. Quest'anno chiudiamo il 2023 con oltre i 300.000 visitatori. Adesso parliamo della finanziaria regionale. Non è andata giù al presidente della regione Schifani l'impugnativa arrivata da Roma a 2 norme appunto contenute nella finanziaria, tanto che l'assessore Falcone è volato a Roma al Ministero e il presidente ha convocato a Palazzo d'Orléans il ragioniere generale Manlio Viola. Riunione d'urgenza oggi pomeriggio a Palazzo d'Orléans, sede del governo della regione, a poche ore dall'impugnativa di 2 articoli della legge finanziaria regionale e soprattutto dall'arrivo di una serie di contestazioni da Roma ad una trentina di articoli di un'altra legge collegata alla finanziaria. Una impugnativa che al governatore Renato Schifani non è andata giù, tanto che mentre l'assessore all'economia Marco Falcone era subito volato a Roma per una serie di incontri al Ministero, Schifani ha convocato a Palazzo d'Orléans una riunione con il ragioniere generale Ignazio Tozzo e con il capo di gabinetto della presidenza Salvatore Sammartano per analizzare punto per punto i rilievi effettuati dal governo nazionale alle norme del collegato alla legge di stabilità. Nel corso della riunione sono state affrontate tutte le norme indicate, con particolare attenzione a quelle che riguardano le indennità per i medici nelle zone periferiche e le misure di contrasto alla dipendenza da crack. Temi sui quali si registra ottimismo sulla possibilità di superare i rilievi entro la prossima settimana, quando il Consiglio dei Ministri si pronuncerà sul collegato. Intanto una nota di Palazzo d'Orléans precisa che le impugnative già pronunciate sulla legge di stabilità alla fine sono soltanto 2 e non 3. Salve dunque le squadre antincendio, restano 2 le norme impugnate, ovvero l'articolo 8 relativo agli incentivi economici al personale regionale e il 25 che fa riferimento alla trasformazione del CEFPAS in ente del sistema sanitario regionale. Andiamo a Catania, al liceo Galilei c'è un nuovo laboratorio scientifico all'avanguardia, frutto della vittoria del concorso nazionale Med for Science. Gli studenti adesso avranno la possibilità di fare esperimenti di biologia molecolare e cellulare con attrezzature di livello universitario. Eva Spampinato. Microscopi ottici e a contrasto di fase, cappa flusso laminare, frigo termostato, incubatori. Quelle che vedete sono le strumentazioni scientifiche all'avanguardia del nuovo laboratorio del liceo Galileo Galilei di Catania e sono il frutto del lavoro eccezionale di questi studenti. Sì, perché appena un anno fa il Galilei vinceva il concorso nazionale tra 146 scuole italiane Med for Science. Il progetto che ci ha fatto vincere consisteva nel cercare di studiare il metodo per interrompere l'avanzata delle muffe
attraverso l'utilizzo dei lieviti. 75.000 euro il premio per il primo classificato, che si sono concretizzati in nuove strumentazioni che permetteranno di fare esperienze nell'ambito della microbiologia e della biologia molecolare e cellulare. Cosa vorrei fare da grande? Io desidererei intraprendere la carriera medica e probabilmente studierò medicina il prossimo anno. Ma dietro ad un gruppo di studenti geniali c'è anche e soprattutto il lavoro di professori che dedicano tempo, indicano la strada, aprono la mente. È un orgoglio indescrivibile perché grazie a questo premio la nostra scuola ha fatto un salto di qualità, infatti adesso i nostri studenti saranno in grado di poter svolgere ricerca come se si trovassero in un laboratorio universitario. Proprio per questo il progetto della Fondazione Diasorin si rivolge anche agli insegnanti delle scuole vincitrici che riceveranno una formazione continua. È fondamentale trovare un maestro nella vita, credo che questo sia proprio l'avvio a un percorso di individuazione delle proprie personali vocazioni. In un momento storico in cui si parla di Gen Z e giovani svogliati, succubi dei social e delle demenziali sfide sul web, queste sono le challenge che ci piacciono. Noi ci fermiamo per una breve pausa, torniamo tra poco con la nostra pagina dedicata al calcio, parliamo del Catania e le parole di Conte, ospite di Corner. A tra poco. Seconda parte del nostro giornale, ancora una volta ben trovati. Adesso il calcio, neanche il cambio in panchina risolleva il Catania che adesso ha solo 4 punti di margine sulla zona play-out. Conte a Corner dice prima della Coppa Italia pensiamo al campionato. Sentiamo. È un Catania che deve guardarsi alle spalle, almeno per 2 motivi. Uno, per la media punti da retrocessione, 2 pareggi casalinghi e 2 sconfitte nelle ultime 4 gare, e 2, perché le dirette concorrenti per la salvezza iniziano a correre a partire dalla Turris che nel posticipo ha battuto la Casertana. Ora, sono soltanto 4 le lunghezze di vantaggio sulla zona play-out, un'eventualità che nessuno all'inizio del campionato avrebbe preso in considerazione, senza contare che sarebbe una doppia beffa perché di fatto escluderebbe i rossazzurri dai play-off quasi garantiti dall'accesso in finale di Coppa Italia. Neanche l'ennesimo cambio di allenatore da Lucarelli a Zeoli è servito a dare la scossa e contro il Potenza è andata in scena un'altra prestazione in colore. 0 reti e tanti fischi ultimamente, colonna sonora al Massimino. Noi dobbiamo guardare noi stessi. Se noi giochiamo come sappiamo è un momento normale per noi e dobbiamo guardare solo noi stessi. È nero l'umore dei tifosi e la squadra risente di un clima che certo non aiuta, se ne è parlato nel salotto di Corner. Tra 7 giorni, 8 giorni Coppa Italia, perché in questo momento Catania ancora non ha vinto, vogliamo vincere pure Coppa Italia, però per me dobbiamo guardare primo campionato e poi Coppa Italia. E proprio il gol di Conte nel convulso finale contro il Monterosi consente al Catania di avere un punticino di margine in più sulla Turris, anche se d'ora in poi saranno vietati altri errori, a partire dall'anticipo di venerdì contro il Cerignola. E questo era il nostro ultimo servizio che chiude questa edizione del TG Sicilia. Grazie per averci seguito, a tutti voi un buon proseguimento di serata.